Se si tratta di dolci in Sicilia non può mancare la ricotta. Andiamo a fare una torta della nonna alla ricotta in un modo molto semplice, con pochi ingredienti, senza tante decorazioni. Andiamo a vedere come fare. Benvenuti su Ricette Flash. Tutto pronto per realizzare questo dolce buonissimo. Abbiamo un po' di spagna di 600 grammi. Potrebbe essere anche leggermente più grande. Abbiamo anche dell'ottima ricotta che abbiamo già raffinato. Sono oltre 2 kg. Abbiamo anche 300 ml di bagna che abbiamo realizzato con 50 ml di rum, acqua tiepida e 2 cucchiai di zucchero. Tutto pronto. Per fare la base di questa torta spettacolare useremo, in questo caso sono 7 uova perché erano medio piccole, quindi 6 uova grandi o 7 se sono medio piccole, 150 g di zucchero, 200 g di farina e poi abbiamo la bustina di lievito vanigliato, un po' di lievito ancora e un pochino di sale. Tutto pronto, stra semplice. Andiamo bene così, mettiamo il pizzico di sale e iniziamo a montare. Dopo qualche secondo aggiungiamo lo zucchero e montiamo per 2-3 minuti. Vedete, a questo punto cominciamo a mettere la farina. Vedete, prendiamo una teglia già imburrata e infarinata e andiamo a mettere tutto il nostro composto. Davvero semplice, ricetta base per tutte le torte che vuoi e come le vuoi. Questa che sto preparando io è quella tipica proprio delle mie zone con la ricotta. Ragazzi, 180 gradi per 15-18 minuti, a dopo. Ed eccolo qui a 15 minuti, ancora qualche secondino. La torta è pronta, andiamo a sfornarla ed eccola qui, guardate, perfetta, spettacolo. Adesso passiamo alla preparazione della ricotta. Abbiamo qui 2 kg di ricotta vaccina ragusana, ottima, deliziosa. Allora il problema più grande è fare perdere tutta la parte di siero che ancora risiede nella ricotta, questo perché è una ricotta estremamente fresca, quindi la mettiamo in questo setaccio per 24 ore. Dopo ovviamente la potremo lavorare, sarà anche del tutto inutile raffinarla. Pellicola a dopo 24 ore. Miei cucinieri, dopo 24 ore la ricotta sculao ha perso i liquidi. Quanto liquido ci potrebbe essere in 2 kg di ricotta? Vedete? Ce n'è un intero bicchiere, quindi saranno 80-100 ml, quindi questo passaggio importantissimo. Allora prendiamo un altro contenitore, semplice, mettiamo la ricotta e la andiamo a spezzare, a unire con dello zucchero. La tradizione siciliana dice che lo zucchero per 1 kg di ricotta è da 150 a 200 grammi, quindi io per 2 kg di ricotta mi fermo ai 150, quindi 300 grammi di zucchero su 2 kg di ricotta. Adesso vado a unire tutto e in questo caso non vado a raffinare la ricotta perché voglio dare una composizione un po' più rustica alla mia torta. Quindi piano piano ho preso un contenitore che preciso, ma va bene. E ci fermiamo così, vedete? Che spettacolo!
La lasciamo così, non la raffiniamo, la lasciamo così e basta. E avete capito, quindi tutto sta nel saperla asciugare bene. Noi stiamo adattando qui una ricotta siciliana, qui nel Ragusano, quella di Vaccina. Nelle zone di Palermo è più comune quella di pecora. Però in ogni caso, vedete, è pronta per condire la torta, non c'è dubbio. Ok, adesso continuiamo. Ricotta cream pronta. Allora, in questo passaggio, vedete, il pan di Spagna l'abbiamo rigirato, togliamo la pellicola che la avvolgeva e andiamo a fare il primo strato, semplice semplice. Andiamo a incidere lateralmente così e poi affondiamo il coltello. Ok, semplicissimo, giriamo, giriamo, giriamo. Io sono destro, non posso farlo col mancino e quindi vedete così e voilà, andiamo ad aprirlo all'interno. Quindi lo passiamo su questo piatto, semplice semplice, e andiamo a mettere la bagna. Considerate che all'incirca per ogni strato serviranno un 70-80 ml di bagna. Ok, così a questo punto versiamo la ricotta senza paura e possiamo andare a prendere anche un cucchiaio, così facciamo uno strato più uniforme possibile, cioè con il cucchiaio, e poi andiamo a livellare direttamente con questa spatolina. Allora, il punto è non esagerare nei bordi, altrimenti tutto il nostro ripieno uscirà. Dobbiamo essere uniformi, va bene? Così, perfetto. Andiamo a fare un altro strato ancora. Ci siamo? Sì. Allora, un secondo strato. Questo può essere anche omesso, eventualmente se avete fretta o avete meno farcia, potete farlo anche con soltanto uno strato centrale. Schiacciamo solo al centro. Questo mi insegniamo il pasticcere perché dobbiamo dare la forma, e ovviamente per insaporire meglio la torta questo passaggio va benissimo almeno un giorno prima. Sì, almeno un giorno prima. Allora, adesso possiamo mettere un bel po' di ricotta, dobbiamo lasciare solo un po' per fare sopra, quindi allo stesso modo continuiamo così. Allora, questa è proprio una torta bella rinforzata di ricotta, una torta quella verace, no? A stento, questa è una torta come si deve. Ok, a questo punto togliamo questa parte, alcuni la chiamano pellicina, buccia, crosta, fate voi, perché altrimenti non permette di far arrivare la bagna nella parte di sopra e può essere uno dei fattori perché le vostre torte di sopra poi risultano un po' troppo asciutte. E così ci siamo, 1, 2, 3. Mi vedete? Tutto a posto? Sì. Come no, se non mi vedete. E adesso bagniamo, anche perché questa parte di sopra è bella spessa, ma non fa niente. Quindi la bagna la possiamo consumare tranquillamente tutta. E sarebbe il top riuscire a bagnare bene i bordi, ma ripeto, va bene così. Quindi aggiungiamo la ricotta, la possiamo mettere tutta nella parte di sopra e così la useremo per chiudere la nostra torta. Allora, adesso un attimino dobbiamo anche fare i bordi, poi vi faccio vedere perché posso fare questo passaggio così tranquillo tranquillo. Una versione semplicissima di questa torta, semplice, proprio cose semplici, casalinghe, caserecce.
Allora, è molto semplice decorare una torta con elementi comprati, ecco. Ma noi non abbiamo questa necessità, perché questa è una torta fatta così, casalinga, semplice semplice. E adesso abbiamo finito questa fase, la facciamo raffreddare bene, solo pareggiamo un po' sopra. Ecco, ancora qui un po' di ricotta, qualche buco. Ok, ci siamo. Sì, perfetto. Allora metteremo poi elementi decorativi dopo, quindi va bene così. Vogliamo, facciamo questo così, con gli elementi decorativi che aggiungeremo dopo. Va benissimo. Ok, va bene così. Facciamola riposare in frigo e dopo la andiamo a decorare. La torta è pronta, l'abbiamo anche decorata, semplicemente così, ma insomma va bene. Allora la andiamo ad assaggiare. Davvero deliziosa questa ricotta, questa torta alla ricotta. Gli amici l'hanno mangiato subito, eravamo quasi 20 e non è rimasto niente, quindi obiettivo raggiunto. Qualcuno diceva forse soltanto un attimino di bagnarla un po' di più, ma secondo me andava bene. Ovviamente non è semplice fare una bagna omogenea quando si va a fare col cucchiaio, però va bene così. Ottima davvero. Allora seguimi su tutti i social, ci vediamo qui. Ricette Flash, cucina in un lampo.